Barbieri cerca di emularlo, poi la conclusione gli esce un po' alta, forse era deviata perché non interviene Toti, palla era decisamente alta. Barbieri, Toniacca, Bozzetto, Scandiano sotto dopo i primi 6 minuti e 10 secondi di gioco, tiro di Stefani finisce fuori non di molto, scadono intanto i secondi, quindi nulla di fatto, poi riconquista per un momento la palla Bozzetto che era stato lì a pressare, un rimpallo favorisce Viareggio, quindi va in avanti ora la squadra di Martini con De Nit, l'autore del gol che fino a questo momento sta decidendo il match. Pronti intanto Jonas Cinquini ad entrare in pista. Brutta palla persa da De Nit e qua va in contropiede Barbieri, va a rimorchi un po' lento Stefani, ancora Barbieri, all'indietro per Bozzetto, chiede il time out intanto alla panchina del Viareggio per permettere probabilmente il cambio. Stefani, Barbieri, palla per Toniacca, gol di Toniacca, gran virtuosismo di Toniacca che è arrabbiato, realizza la rete dell'1-1, bravo Barbieri a vederlo, bravo Toniacca di taglio, rete d'autentico bomber ed è la sua 21esima e scaccia un po' i fantasmi che si erano cominciati a vedere di questa serata, cioè vale a dire di un inizio un po' soporifero da parte di Scandiano, in un'azione, una combinazione del capitano Lollo Barbieri con Toniacca in uscita da dietro porta, ha trovato un bel gol, disattento un po' qua, va detto Emiliano Torre, ma Toniacca un bomber che non si lascia pregare, sua 21esima rete di questo campionato. Ovviamente positiva la stagione di Toniacca, ricordiamo non abbiamo la statistica del Coppa Italia, ma è stato capocannoniere di titolo A2 ed ora è là in alto, sicuramente a 21 gol. 1-1 quindi tra Hockey Viareggio e Roller Hockey Scandiano, questo inizio partita equilibrato, dobbiamo dirlo, e quindi giusto il pareggio che è a 18-0-1, come dice il nostro speaker Mauro, decreta la situazione di parità 1-1, come dice lui. Si riparte da metà pista De Nite, Cinquini tocca la sua prima palla, è entrato nel gol, Cinquini davanti subito a Tahiti, prende l'esterno della rete, un po' timida questa conclusione. Ricordiamo, Cinquini fece molto bene, adesso che ricordiamo nell'andata, nei minuti in cui è stato impiegato, e quindi già adesso si è liberato bene, appena entrato in pista si è presentato davanti a Tahiti, forse un po' freddo, un po' deve prendere un pochino confidenza. Barbieri prende forse il pattino di Bozzetto, Toniacca il primo e il più lesto a riprenderla, bella palla per Barbieri che ha un po' di spazio, cerca di superare Cinquini, doveva usare qua la gamba in protezione, non l'ha fatto, poi commette fallo, forse anche per impedire una ripartenza. La squadra in maglia arancione, Pacico, Bicicchi, Cinquini, lontanissimo dei Niti, aspetta la palla, le arriva in questo momento per prendere un po' di campo e tirare, come ha fatto una finta di tiro, bella palla di Bicicchi, bella insomma, un po' una palla difficile da prendere per Paceco, comunque l'ha tenuta, quasi impossibile da prendere al volo, anche se davanti a porta. De Nite butta la palla in mezzo, deviata subito sul nascere questa iniziativa del 2 in maglia arancione. Stefani sul lato destro, blocco Barbieri su Toniacca, arriva a destinazione la pallina, deve dare indietro a Bozzetto. Entrambe le squadre tengono un giocatore molto lontano per partire, in questo caso fa Toniacca, cerca il centro, poi dalle indietro al lontano Bozzetto che prende campo, scivola Cinquini, poi perde l'attimo Bozzetto, scarica su Toniacca, all'indietro per Lollo Barbieri. Vedete di opportunismo quella di Toniacca, attenzione Lollo Barbieri, deve tirare, lo effettua, para sul suo palo, Torre che non si lascia sorprendere, Cinquini va in contropiede, tutto chiuso, quindi all'indietro per Bicicchi che si incisca un pochino, poi Cinquini stesso sbroglia la matassa. Con De Nit, ancora Cinquini, buona tecnica di questo ragazzo
la maglia numero 9 dei Nite, si libera molto bene, poi cerca un'accelerazione, un cambio di ritmo, palla per Bicicchi, prende Bozzetto, buona iniziativa difensiva, poi brutta palla persa da Stefani, ha due avversari di fronte, qua non si sono capiti. Poi lo stesso Stefani però riprende la palla, va in contropiede che può essere un 2 contro 1, Tognacca ci arriva, ancora la difesa di Regina a sventare, una grossa occasione qua per Scandiano, poi De Nite litiga con la palla, fa allora di Paceco. Mariotti ha qualcosina da dire a Totti, si aspettava qualcosina in più. Fallo di squadra, parità 1-1, fallo di squadra, parità 1-1 risultato tra Viareggio e Scandiano. Tognacca cerca di farsi spazio, Cinquini difende bene, poi riconquista palla per Viareggio, poi la perde in maniera abbastanza sanguinosa, qua sì che poi Bozzetto lotta, la tiene, viene raddoppiato, deve andare a dare una mano a qualcuno, ci va a Tognacca che però sceglie il lato sbagliato, quindi dall'altra parte riesce Barbieri in qualche modo a prenderla, si dispera Martini perché di fatto ha perso 3 volte la palla, esce intanto Bozzetto che ha dato tanto in questo inizio di partita, in questi primi 10 minuti e mezzo, entra Uve, fa il suo ingresso, il primo ingresso del Pallaragnani, 75, maglia rosso-blu che aveva sbloccato l'incontro contro Follonica. Tognacca cerca un po' di spazio, ce l'avrebbe per il tiro, gliel'ha concesso dei Nite, non ha pensato al tiro, ci pensa Stefani, attenzione, palla per Tognacca ancora una volta, Torre protagonista, forse più un errore di Tognacca qua perché gli ha tirato addosso. De Nite, gran numero di Nite, va davanti a Tahiti che non si lascia sorprendere, che compie una gran parata, il 35 in maglia rosso-blu con De Nite che veramente bella palla ancora per Piccicchi, chiude le gambe Stefani e la para di fatto il numero 6 maglia rosso-blu che ora va in avanti da solo, Piccicchi gliela ruba, va a usare più la gamba qua Stefani, Piccicchi poi azione personale un po' confusa per Cinquini, ci arriva ancora Lollo Barbieri, una buona azione difensiva, Uva già dall'altra parte per Barbieri, ancora Tognacca, scambiano i due, Uva, bella palla, ottima palla per Barbieri che forse poteva crederci un pochino di più qua, Stefani sfrutta il blocco di Uva, finta il tiro, poi lo effettua, finisce fuori, deve provare anche qua Andrea qualche conclusione, avere meno paura, l'anno scorso ha realizzato tanti gol, quest'anno fa molta fatica. Paceco, Cinquini, rientra Spagnuolo, il capitano, ora subito testato per il possesso palla, va in avanti, si libera di Tognacca, per modo di dire, rimane esterno, fa prendere un po' di fiato De Nite, che fa un'ottima partita in questo momento, Bicicchi, palla dentro, spinta da Tahiti che la vede partire, va in avanti Barbieri, vede che è tutto chiuso, quindi riparte a giocare con Uva prima e Stefani poi. Sempre il 6, maglia rosso-blu, palla poco convinta qua di Tognacca per Uva, quindi a buon gioco la difesa di Martini a ripresentarsi in avanti, è pronto anche per l'ingresso in pista Gioele De Stefano, lascia lì la palla Bicicchi, va Tognacca davanti, all'indietro intelligente per Uva, attenzione Uva, finita il tiro, Tognacca, gol, ottima azione per il Roller Rock Scandiani, qua hanno fatto vedere che pasta sono fatti Uva e Tognacca, che abbiamo detto più volte, hanno giocato in Serie 1 e qua si è visto, recuperata palla, messa a sedere una difesa, tutti si aspettavano il tiro di Tognacca che ha trovato Uva a porta vuota, ha dovuto solo spingere in rete, il 75, maglia rosso-blu. Si riprende intanto a giocare con Scandiano in avanti per 2 reti ad 1, dopo essere stata in svantaggio col gol di De Nite, l'ha ribaltata, ho detto erroneamente Uva, il gol ha fatto Tognacca,
è stato Uva a trovarlo con la finta di tiro. Ha trovato appunto Toniacca libero di segnare la sua doppietta personale, il suo 22esimo centro. Davanti Barbieri, bella parra per Uva, fila un po' sotto le gambe, quindi non riesce a concludere. De Stefano che è entrato in pista, viene sporcato questo controllo da Torre che mette la stecca fuori dall'area di rigore, quindi si riprenderà con la palla ancora per Scandiano. Intanto da prendere un po' di fiato Stefani, abbiamo detto è entrato Giulio De Stefano. Barbieri dalla distanza, deviazione di Uva pericolosa, chiede un po' più di sveglia ai suoi. Torre, allora Scandiano sta giocando bene, sta un pochino prendendo pista. Toniacca che cade perché scivola, poi Uva ruba una bella pallina che l'ha lasciata lì da Raffaelli, che intanto è entrato nella contesa. Toniacca, bella palla indietro per Uva, un po' difficile però da andare a prendere in questo caso. De Stefano da ultimo uomo, un po' molle qua De Stefano, deve pattinare quando è davanti alla linea di metà campo, sennò può venire attaccato, deve liberarsi di quella posizione. Ora lo fa molto bene, va dietro porta, si ferma, bravo, per evitare un intervento di Raffaelli, poi viene atterrato da Cinquini che chiede scusa. Si riprende con Toniacca in possesso di palla per Uva, all'indietro per il lontanissimo Lollo Barbieri. Fa molto bene il blocco qua Uva, attenzione, bella palla dentro per De Stefano, è sveglio qua Torre a frapporsi nella linea di passaggio, poi bassa un pochino il ritmo Scandiano. Uva, il tiro finisce fuori, nulla di fatto, recupera palla a Cinquini per andare in avanti. Intanto De Nite è pronto a rientrare in pista Paceco. Per Spagnuolo cerca la deviazione di Raffaelli, ha dato un po' fastidio quella palla in mezzo all'area, nulla di fatto. A buon gioco la difesa scandianese che ora riparte nel possesso con ritmo un po' più lento. Abbiamo 2 partite in 3 giorni per entrambe le squadre. Finita il tiro Barbieri poi si va un po' ad avventurare, cerca di liberarsi ancora di Cinquini, poi un rimpallo lo favorisce. Bella questa conclusione da dietro porta, ha cercato la schiena di Torre e si fa anche questo tipo di tiro per cercare una deviazione che porta al gol. Succede anche abbastanza, non dico spesso, ma una cosa che è diventata un po' di moda anche soprattutto negli ultimi anni, questa conclusione da dietro porta con la ricerca della deviazione del portiere o di un difensore a volte. Barbieri, palla per Toniacca, gli arriva da dietro, quindi ha un po' di difficoltà, riesce a tenerla, bravo qua Paceco, però a giudizio di Totti spinge e ora c'è il time out chiesto da Mariotti. Intanto andiamo a dare un'occhiata alla classifica fino a questo momento, esclusa questa partita. Forte dei Marmi a 34, il Camaiore a 30 con una partita in più, Matera 28, Scandiano 26, Pumas 25, Castiglione Viareggio 15, Viareggio avrà comunque una partita in meno, Castiglione uno in più, Sarzana 14, Eboli 7 e Follonica 2. Un'occhiata alle reti, De Nite ne ha realizzate con quella di stasera 16, Bicicchi 11, Cardelli che stasera non c'è 5, Raffaelli 3, Cinquini e Spagnuolo 2 e Toti 1, Toti non l'arbitro. Per Scandiano
22 di Toniacca, 14 di Uva, 13 di Barbieri, 6 di Bozzetto, 3 di De Stefano, 2 di Stefani, 5 di Alex Rocca. Già pronto il Viareggio, intanto è rientrato Deinite, posto di Cinquini, sponda Roller Rock e Scandiano, è rimasto così il quintetto. Tanto consigli di Torre ai suoi giocatori. 8 e 11 ancora da giocare, 3 falli di squadra per Viareggio, 1 per Scandiano. Scandiano avanti per 2-1 grazie alla doppietta di Toniacca contro la rete realizzata dall'ex Davide Deinite, che ora è rientrato in pista. De Stefano scambia con Uva, ancora Gioele da ultimo uomo, scarica su Uva, blocco di Toniacca, Uva va in porta e in un fazzoletto riesce a tirare, la palla finisce fuori di poco, riparte subito in contropiede Paceco, ha spazio Paceco, prende proprio il polpaccio di Raffaelli. De Stefano per Barbieri, sempre marcatura uomo per i ragazzi di Martini, tiro di Barbieri disinnescato, ancora lo stesso Lollo, capitano rosso-blu, prendere la palla, De Stefano all'indietro per Toniacca, Barbieri, ancora Toniacca. Era da un po' che non segnava Toniacca, aveva segnato sì contro il Follonica, però era andato un po' boccasciutto per 2 partite, ora ha ritrovato la doppietta. Tanto esce Spagnuolo, rientra Bicicchi. Deinite, veramente da lodare, incommiabili i ragazzi di Martini per aver portato avanti questa stagione veramente disastrata dal punto di vista logistico. Se una squadra deve giocare il ritorno meglio, cioè la partita in casa qui a Scandiano contro Scandiano è una cosa che fa un po' sorridere, però c'è poco da ridere effettivamente, perché è una situazione in cui vanno solo fatti i complimenti ai ragazzi di Martini e a Martini stesso, che insomma sta vivendo una situazione veramente difficile. Nonostante questo, sta squadra che sta facendo ottime cose in questo campionato. De Stefano per Uva, 6-15 ancora da giocare di questo primo tempo. Barbieri, tiro di Barbieri, attento Torre che vede partire la conclusione, in contropiede subito Paceco. Viareggio che riparte subito in contropiede, ripartenze veloci, Deinite della sua mattonella, ci va davanti il suo ex compagno Lollo Barbieri, poi Uva si guadagna lo spazio per tirare, realizza Uva un gran gol in azione personale, accelera proprio e va a abbracciare Matteo Vecchi alla panchina, si è preso lo spazio, ha accelerato, ha lasciato sul posto il diretto marcatore e ha incrociato la conclusione e l'ha messa proprio alle spalle, alla destra di Torre, che realizza il terzo gol per Scandiano. Quindi Viareggio 1, Scandiano 3, con la 15ª rete di Uva in questa stagione. E quindi Scandiano mette la seconda freccia, terzo gol, una partita che dopo un inizio un pochino stentato l'ha vista, va detto, giocare molto bene. Prende palla ora De Stefano, che se la ritrova lì dopo il palla con Deinite, è stato bravo a disinnescare la bomba delle 2 maglia arancione. Sempre De Stefano che è entrato bene in partita questa sera. Tahiti fa cenno ai suoi che devono andare al tiro, si prova in maniera un pochino indecisa De Stefano, che però riesce a diventare una minaccia questo attacco del Viareggio. Subito dall'altra parte siamo con Toniacca pescato da Barbieri, Toniacca va subito dietro porta, c'è molta convinzione nelle giocate dei ragazzi di coach Mariotti questa sera. Il tiro di Ugo finisce fuori, poi De Stefano è il più lesto a recuperare, ha un pochino mollato la squadra di Martini, aveva preso più iniziativa prima, ora è un po' succube delle iniziative rosso-blu. Prova ad andare in avanti ora Paceco, prova a lasciare sul posto Toniacca, poi è costretto a retrocedere per Raffaelli, scarica per Deinite, non trova spazio, palla per il taglio
di Paceco in una posizione in cui comunque non è pericoloso, poi si attarda troppo Raffaelli, che comunque riesce a tirare, controllata questa conclusione di Mattia Tahiti, che da un pochino è inoperoso. Derby per lui, poi ricordiamo nella sua intervista Uva, che un altro cambio di ritmo a Toniacca, che ha molto spazio, il tiro finisce fuori di poco. Ricordiamo l'intervista di Tahiti a inizio stagione, che è cresciuto con Martini, quindi testimonia. Attenzione, Paceco si libera molto bene, palla per di Raffaelli, ci arriva Barbieri proprio a cercare di evitare questo passaggio, ce l'ha fatto Lollo. Tanto altro time out richiesto. Quello prima era di Martini, questo di Mariotti. Rientrano Bozzetto e Stefani, escono Toniacca e De Stefano. Vuole preservare le energie necessarie per arrivare alla fine e tenere la squadra su questo ritmo, visto che comunque sta interpretando bene la partita. Siamo sul 3-1. E quindi dopo un inizio, dicevamo, in cui Viareggio era anche passato in vantaggio col gol di Deinite, dopo Scandiano l'ha saputo ribaltare grazie a un bel gioco di squadra, tanta convinzione, e adesso l'ha presa un pochino in mano questa partita ed è in vantaggio per 3-1. Ricordiamo, in trasferta Scandiano. Viareggio gioca in casa questa sera, solo per le statistiche. 3:40 ancora da giocare di questo primo tempo. Si riprende con un possesso per Scandiano. Barbieri. Stefani lascia sfilare o forse non la prende. In ogni caso la palla arriva a Bozzetto per Uva. All'indietro per Stefani. Sul lato destro scarica su Bozzetto, all'indietro per Barbieri. Cerca di aprire la difesa del Viareggio, poi Barbieri va in proprio, il tiro gli esce Sbilenco, poi la palla rimane lì, attenzione, sta per andare dentro, una classica foto, stava per compiersi, chiede scusa anche ai suoi, portiere estremo difensore viareggino. Bicicchi cerca di incunearsi, poi palla rimane lì, si riprova Deinite, butta palla questa per Raffaelli, anche se deviata da Ugo, quindi saranno i 10 secondi. Può giocare, ne ha 10. Si addormenta un po' qua Raffaelli, è stato toccato da un giocatore di Scandiano. Barbieri. Un po' stanca la squadra Viareggio in questa fase, in questi 2 minuti e 30. Scandiano potrebbe approfittarne perché è in fiducia. Bozzetto, Uva. All'indietro per Lollo Barbieri. Cerca forse di giocare anche un po' col cronometro, no, tira Barbieri, palla che rimane per Scandiano perché è stata deviata dal portiere Viareggino. Rientra intanto Mora Paceco. 2:11 da giocare. Dall'angolo basso, Bozzetto per Uva, ancora Bozzetto dietro porta, tutto chiuso, quindi riparte Uva, gioca un po' col cronometro la squadra di Mariotti, 1:58 da giocare, Bozzetto, palla per Uva, palla dentro per Bozzetto che arriva in porta, ma ci va prima della pallina, quindi giustamente Totti sta arbitrando bene, anche perché una partita correttissima fino a questo momento, quindi anche facile da arbitrare. Deinite, come gli impedisce, sta Lollo Barbieri su di lui, che lo conosce bene, cerca ora una deviazione davanti a porta, Spagnolo, non gli riesce. 1:30 da giocare ancora, Stefani all'indietro per Bozzetto, Uva, Stefani,
all'indietro per Bozzetto, tutto chiuso, Spagnuolo non permette il taglio a Stefani, quindi Uva, tiro, poi riprende la palla, va dietro porta, 15 secondi per andare al tiro, Stefani cerca una palla lontana per Bozzetto che ringrazia, ma era un po' troppo distante, quindi iniziato intanto l'ultimo minuto, 40 secondi a Viareggio per andare alla conclusione, non può arrivare fino alla fine, De Nite, palla dentro, ci arriva Tahiti, di fatto poteva partire un contropiede, Uva preferisce rimanere con la palla, può andare anche fino al termine qua Scandiano, 35 secondi, come quello che manca per andare alla conclusione. Barbieri, Bicicchi, guadagni un fallo di squadra, quarto per Viareggio, era il massimo che poteva ottenere qua Lollo Barbieri, a 27 secondi abbondanti alla fine del primo tempo. Barbieri per Uva, Bozzetto, Stefani cerca di andare alla conclusione, lo Scandiano fra qualche secondo non va in pressing Viareggio e quindi presumiamo che diamo Lolo Barbieri davanti a porta, di solito è lui a tirare, deve tirare, lo Scandiano mancano 3 secondi, ci prova ora Stefani, il tiro che gli esce male, finisce fuori, applaude il pubblico scandiano che si sta imponendo per 3-1 dopo che Viareggio era passato in vantaggio con De Nite, doppiette di Tognacca e reti di Alessandro Uva a ribaltare la situazione, quindi Viareggio 1, Scandiano 3, Sandro Rainieri vi dà appuntamento per i secondi 25 minuti di gioco.
Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Palaregnani. Sandro Rainieri alla voce, Alessandra Tirelli alle riprese per questo recupero della 10ª giornata del campionato nazionale Serie 2 Girone B di fronte a Viareggio Hockey e Roller Hockey Scandiano. Viareggio che gioca in casa questa partita, lo ricordiamo, per indisponibilità del palazzetto toscano, e quindi si gioca qui a Scandiano. Primo tempo che si è concluso con Roller Hockey Scandiano in vantaggio per 3-1. Era andato in vantaggio il Viareggio con l'ex Davide Deinite. Dopo la doppietta di Toniacca e la rete di Uva hanno ribaltato il risultato ed ora comincia il secondo tempo. Diamo un'occhiata ai quintetti in pista. Viareggio, attenzione ora Bicicchi subito vede un fallo di squadra. Toti, per fortuna di Scandiano, perché va realizzato Bicicchi, quindi nulla di fatto. Dicevamo nei quintetti, Viareggio da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, maglia arancione, in porta Torre, gli esterni Bicicchi, Spagnuolo, capitano, Deinite e Paceco. Scandiano, maglia rosso-blu, sinistra verso destra, Tahiti in porta, gli esterni Bozzetto, Stefani, Toniacca che cerca di fissare il suo primo gol, sarebbe stato il suo terzo, però sarebbe stato uguale al primo. In uscita da dietro porta si arrabbia moltissimo Torre con la sua difesa, poi Deinite fortunato su un controllo, poi lancia bene Spagnuolo, in avanti Bozzetto fermato dal duo Spagnuolo e Deinite, partita che è iniziata con un ritmo molto alto. Quintetto Scandiano, Tahiti, dicevamo, Barbieri, Bozzetto, Stefani e Toniacca, autore di una doppietta, si è portata a 22 reti nel campionato. Ancora palla dentro di Deinite a cercare Spagnuolo, nulla di fatto. Dall'altra parte c'è spazio, Stefani, bella palla per Toniacca, grande azione congegnata dalla squadra di Mariotti, applauso del pubblico, nulla di fatto, però dopo la conclusione degli avanti scandianesi, dall'altra parte già 3 contro 2 in contropiede, attenzione Bozzetto, primo palo, gol di Bozzetto, e questo contropiede letale per Scandiano. Bozzetto sigla la 7ª rete, 3 contro 2 micidiale, palla sul primo palo, qualche responsabilità ce l'ha qua Emiliano Torre, perché si è infilata proprio sul suo palo, forse si aspettava un passaggio in mezzo, si rammarica, infatti batte la stecca contro il terreno di gioco, la pista. Rete di Bozzetto, segna subito, atteggiamento completamente diverso stasera di Scandiano, l'abbiamo detto, dopo i primissimi minuti un pochino con un andamento un po' lento e soporifero, dopo lo svantaggio, ha preso in mano le redini del gioco e ora sta conducendo questa partita per 4-1 con autorità e buon gioco, anche dobbiamo dirlo, attenzione e concentrazione. Dalla distanza Mora Paceco, ribattuto da Stefani, suggerisce qualcosa al 6 rossoblu il suo allenatore Enrico Mariotti. Toniacca cerca spazio per il tiro, poi cede ad Andrea Stefani, finta di tiro, cambio di ritmo anche all'indietro Lollo Barbieri, vede un fallo di squadra. Toti, non ho visto, probabilmente una spinta, e quindi è il secondo fallo di squadra per Scandiano. 5 ne ha Viareggio che, lo ricordiamo, gioca in casa questa partita. L'andata sempre quel Palaregnani era finita per 4-0 per Scandiano. Fondamentali sarebbero questi 3 punti per Scandiano in ottica playoff, farebbe 6 punti in 3 giorni, niente male per una squadra che era, non dico in crisi, ma stava vivendo un periodo un po' difficile per tanti motivi che non andiamo più a citare. Contropiede intanto Bozzetto, il tiro di Bozzetto, ancora gol di Christopher Bozzetto che in 2 minuti e mezzo realizza la sua doppietta e porta 5 le marcature per Scandiano. 8º gol per lui in questo campionato, e quello che più conta è che Scandiano è a 5 reti a 1 sul Viareggio. Anche qua rivedibile un po' l'estremo difensore viareggino, che aveva ben parato nel primo tempo. Il secondo tempo iniziato un pochino più distratto,
Attento invece Tahiti, che si vede la palla all'ultimo arrivare a questa conclusione abbastanza velleitaria di Mora Paceco, un po' di scoramento tra le sfile dei ragazzi di Alessandro Martini, che cerca di incitare i suoi. Tognacca guadagna al centro della pista il tiro, attento stavolta Torre. Barbieri cerca di incunearsi, poi lo spinge fuori in maniera corretta Bicicchi. All'indietro per Bozzetto, ancora cerca un cambio di ritmo, poi tutto chiuso, perde una brutta palla, Bozzetto per Deinite, lo trattiene, fallo di squadra ed è time out subito chiesto da Martini, che ha visto i suoi partire col piede decisamente sbagliato nei primi 3 minuti e mezzo. Già 2 le reti di Scandiano in questo secondo tempo, uscito ancora rinfrancato dagli spogliatoi dopo aver disputato un buon primo tempo, l'abbiamo già ricordato. Fondamentali sarebbero questi punti per Scandiano, anche perché prossimo turno, sabato prossimo, andrà a far visita alla Pumas Viareggio, l'avversario insieme al Matera e Forte dei Marmi più in forma del girone. Abbiamo già detto di Matera che ha vinto la Coppa Italia di categoria, a cui abbiamo fatto già i complimenti, squadra ottima vista anche qua Scandiano, ma i complimenti ragazzi che avevano fatto il Forte dei Marmi, che con una banda di ragazzi con un talento mostruoso sta dominando questo campionato a 34 punti. Le aspettative dicevano, sulla carta si diceva vabbè, quinto posto o quinto sesto posto del Forte dei Marmi, ciao. Forte dei Marmi a 34, ha battuto anche il Camaiore 1-0, poteva finire 4-5-0, non avrebbe detto niente a nessuno. Abbiamo visto quella partita lì, il Camaiore ha fatto veramente fatica forte, e quindi complimenti al patron Tosi di aver allestito una formazione in A2 veramente competitiva. Bozzetto, tanto si è ripreso a giocare, Tognacca stavolta controllato da Dinita nell'uscita da dietro porta, sempre il 79 che ha spazio, Tognacca ci mette troppo a caricare qua Mirko e quindi viene rimpallato il tiro, poi Cinquini che intanto è rientrato, cerca di liberarsi proprio del giocatore Brianzolo in forza Scandiano. Dinite parte un po' troppo sicuro qua, in questo caso non è riuscito a scardinare la difesa avversaria. Poi Paceco che si trova uno spazio inaspettato, Cinquini davanti a porta, si destreggia bene, poi la palla rimane ancora lì, Deinite poi la perde, va in contropiede Barbieri, attenzione, palla per Bozzetto, c'era Tognacca dietro, non l'ha visto sicuramente il capitano rosso-blu. Ora raggiunge palla a Mirko Tognacca, Bozzetto, ancora Tognacca, Bozzetto, palla dentro per Barbieri, gli arriva sul pattino dietro, è difficile da controllare, Lollo comunque la tiene per Tognacca, cerca di cambiare il ritmo, scambio con Bozzetto, bella palla in restituzione, bravo qua Cinquini a seguire il proprio avversario, però il più lesto è Bozzetto, Barbieri, tiro di Barbieri qua, toccata sì, da Torre che riparte il conteggio dei 45, all'inizio ancora Scandiano che non ha pietà, veramente gioca e gioca bene. 19 ancora da giocare, Mora Paceco, palla dentro, poi attenzione che basta poi un gol per cambiare l'inerzia, quindi deve stare attento qua, brutta palla persa da Stefani, anche se Scandiano ne ha già 2 in difesa, quindi non rischia. Ha subito pochi contropiedi, la squadra di Enrico Mariotti è stata attenta in difesa. Dopo aver lasciato lo spazio dei Nite per il primo gol, si è registrata la retroguardia scandianese, deve dimostrare che è la miglior difesa di tutto il torneo. Dei Nite, palla dentro, la prende Tahiti, va in avanti ora Scandiano con Tognacca, rimane lì la palla, fatica qua Tognacca a cercare un compagno libero, quindi a buon gioco dei Nite far viaggiare Paceco che riesce a liberarsi molto bene di Bozzetto, ci arriva Tahiti in una gran parata, è uscito, gli ha chiuso le luci per il tiro, poi cerca ancora il primo palo Paceco, non glielo consente il 35 rosso-blu.
Ora Barbieri dice vado in avanti, poi non lo segue nessuno. Squadre un pochino stanche, hanno dato veramente tanto in questi primi 8 minuti scarsi di gioco. Esce Lollo Barbieri, entra Ale Uva, subito in possesso di palla Toniacca, poi Stefani cerca spazio, Stefani trova un pertugio per servire Bozzetto, che comunque era controllato, Cinquini già dall'altra parte per Paceco, tutto chiuso, si deve ripartire da Bicicchi che prova a correre, prova a entrare in area, ci riesce, doppia conclusione, prima di spinta da Tahiti, poi palla a 2 probabilmente perché appunto è stata spostata la porta, se ho visto bene. Bravo Cinquini qua, con un numero a riprendersi la palla, poi va dietro porta, cerca e trova Bicicchi, buona conclusione, ci arriva ancora Tahiti, anzi la respinge Toniacca, mismatch con De Nite perso, ora De Nite va in avanti di gran carriera, cerca il piazzato, ci arriva col guanto Tahiti, riparte il contropiede scandianese, Bozzetto palla per Uva, ci arriva ancora Cinquini, un ottimo tentativo difensivo, poi ancora Uva con un rimpallo che favorisce Scandiano, Stefani con Cinquini alle costole, non molla Jonas Cinquini, proprio avversario. Uva dalla distanza, tiro alto, sì, quindi la palla torna a Viareggio. (16:30) ancora da giocare di questa partita, Scandiano in avanti sul punteggio per 5 reti ad 1, doppietta di Toniacca, doppietta di Bozzetto e rete di Uva contro la rete di De Nite, ora in possesso di palla, cerca lo spazio per il tiro, Scandiano ha limitato molto De Nite dopo le prime sfuriate, bravo Stefani qua con un cambio di ritmo, poi la lascia lì, la riprende Bozzetto, poi in un secondo tempo prende De Nite, cerca un alzo e schiaccia, non gli riesce, palla che rimane lì, parte il contropiede scagnanese con Bozzetto, palla un po' lungo qua per Uva, all'indietro per Stefani, Uva, Scandiano sta bene questa sera, però lo vediamo anche arrivare per primo anche sulle seconde palle, anche sui contrasti, la squadra di Martini un po' stanca, dopo la metà del primo tempo ha accusato un po' un calo fisico oltre che tecnico, che poi la lucidità fa parte anche di questo aspetto. Bella palla di Uva, poi palo di Bozzetto, ancora conclusione difficile di Toniacca, buona trama di gioco, anche qua dei ragazzi di Enrico Mariotti che stasera hanno trovato veramente sicurezza, serve in vista della trasferta con la Pumas, che è a questo punto quasi uno spareggio, perché forse a parte Forte dei Marmi nessuno può dirsi al sicuro di un posto ai playoff, essendo tutti più o meno vicino nei punti. Intanto fallo di squadra, il sesto per Viareggio, Toniacca all'indietro, troppo all'indietro per Uva, qua scadranno i 5 secondi, sì, presumo Cuba la lasci lì, no, la tira, anche se comunque c'è una munizione, poi crediamo. Sì, no, rosso non può essere, per De Nite, per protesta, non trova il cartellino, Toti gli vuole dare il giallo, non lo trova, il rosso mi sembra un po' eccessivo, dirà che ha ammonito sicuramente perché si è scordato probabilmente il cartellino. Sì, è giallo, non ce l'ha. se l'è scordato Totti, quindi cartellino giallo, tanto De Nite torna in panchina. Sicuramente per proteste, perché era dall'altra parte, De Nite ha detto qualcosa che non è piaciuto all'arbitro salernitano. (14:44) ancora da giocare di questa partita, che vede Scandiano prenderla un po' in mano e
condurla dove vuole, cioè verso una vittoria che, come abbiamo detto, sarebbe molto importante. Si riprende intanto a giocare Pacheco. Tiro dalla distanza di Pacheco, finisce fuori, il pallo favorisce il capitano spagnolo Cinquini, cerca di entrare un po' in ritmo Viareggio, poi lascia lì la palla spagnolo, quindi è buon gioco Uva a far ripartire un'azione per il rosso-blu. Tognacca, ancora Uva. De Stefano che intanto è rientrato in pista, tanto bisogno di lui perché ha la possibilità di giocare tanti minuti, l'abbiamo chiesto anche settimana scorsa. Bella palla di Uva per De Stefano, che qua poteva fare decisamente meglio, ha trovato praticamente poteva colpire a porta vuota, forse un po' molle qua. De Stefano tanto fa segno Tahiti che bisogna andare al tiro, l'effetto Uva ci arriva, parata difficile questo anche se centrale, non ha visto partire il tiro. Torre, Cinquini, Moro Pacheco cerca il triangolo con Raffaelli, non si chiude, Raffaelli non è entrato tanto in partita né nel primo tempo né in questa ripresa. Uva, Tognacca, Stefani va sul lato destro, cerca di disorientare il suo avversario, gran palla per De Stefano che qua trova una grande risposta di un po' sconsolato Torre, che si vede recapitare parecchi tiri adesso. Poi palla di Spagnolo dentro per Raffaelli, non arriva a destinazione. Stefani all'indietro per De Stefano, già pericoloso, la dote De Stefano di essere molto pericoloso quando è davanti alla porta, poi a volte riesce a fare bene, a volte un po' meno, però per esserci c'è. Tanto talento anche per lui, mettesse a posto un po' il pattinaggio De Stefano sarebbe veramente un bel giocatore. Bella palla di Tognacca, anche qua De Stefano si deve credere, palla su un taglio, poteva metterci la stecca anche come presenza, che bastava veramente un tocco qua su questa palla. Ci prova ora Pacheco per Spagnolo, si rifà vedere davanti a Tahiti, Viareggio, poi Pacheco con un po' di irruenza va contento una palla Uva, poi ha ragione perché con la collaborazione di Spagnolo la riesce ad ottenere, dietro porta, palla dentro, poi non proprio quello che voleva. Raffaelli per Spagnolo, perde palla con Spagnolo, poi un rimpallo lo favorisce, Uva va a frapporsi su questo passaggio, palla per Tognacca, Uva finisce fuori il tiro, Tognacca davanti a porta, ci arriva con la gamba di richiamo Torre, poi stecca alta nella conclusione, nella terza conclusione di Tognacca, palla finisce fuori, intanto Torre va ad asciugarsi il viso, rientra De Inite, intanto va a riposarsi un pochino Moro Pacheco che ha qualcosa da dire al suo allenatore, squadra stanca Viareggio. Vediamo anche nel linguaggio dei volti, un pochino tradisce questa cosa. Sicuramente non semplice il lavoro che stanno facendo questi ragazzi in tutto il campionato. Infatti li abbiamo visti in partite dove erano molto in palle, hanno dimostrato molto bene quello che sanno fare, stasera sono un pochino in difficoltà. Grazie anche, diamo meriti anche a Scandiano che sta interpretando la partita molto bene, soprattutto come atteggiamento, a differenza di altre volte, come in questo caso, che in difesa non mollano di una virgola, poi va a recuperare ora Uva per Tognacca perché di fatto è un 4 contro 3, Uva poteva anche tirare al volo, aveva lo spazio, poi De Inite indomabile veramente a scuotere i suoi, davvero uomo squadra, qual è Tognacca, lascia per Uva, all'indietro per De Stefano, Tognacca,
deciso a attaccare dal lato destro. Uva, bella palla per Toniacca ancora, che lascia sul posto l'avversario, realizza ancora la sua terza rete questa sera, palla che si infila l'MLM dentro, anche qua poca attenzione, poco scatto della difesa di Viareggio. Sesto gol per Scandiano sul 6-1, partita che si avvia verso un binario totalmente a favore di Scandiano. 23 reti per Toniacca, che incrementa il suo bottino. Grande azione qua insieme a Uva, un po' lenta la difesa di Martini, recupera un'altra palla Toniacca. Viareggio deve giocare, deve onorare l'impegno, deve proprio qua il momento in cui devono tirare fuori quello anche che non hanno. Ci prova ora Dei Nite, conclusione finisce fuori. Ci vuole questo spirito nei ragazzi, dare tutto nonostante le difficoltà. Si vede a occhio nudo chiaramente che è una squadra stanca, però deve proprio lottare fino all'ultimo secondo per dimostrare un po' a tutti, anche soprattutto loro stessi, di essere una squadra con delle qualità, del potenziale. Il potenziale ce n'è. Qua forse De Stefano aveva commesso fallo, aveva trattenuto Cinquini, lascia correre Toti. Palla per Cinquini che la controlla male qua su questa iniziativa di Raffaelli. Riparte Scandiano con Uva. De Stefano all'indietro per Stefani. Uva. Ora Stefani cerca di prendere un po' campo. Palla dentro per Uva, con un virtuosismo cerca di piazzarla, attento Torre. Dei Nite dall'altra parte, Bicicchi per Raffaelli. Cerca la palla per Dei Nite che ha qualche difficoltà nel deviarla. Difficile questa palla, poi De Stefano si libera molto bene di Raffaelli, parte in quarta verso un attacco 4 contro 3, non riesce a tirare subito, riesce in un secondo momento, ci arriva molto bene Torre, va in avanti Dei Nite, controllato da Stefani, non gli permette un tiro e quindi tiene la palla Dei Nite. Bella palla per Cinquini che non riesce a concludere. Questa è stata una buona imbucata, poi Dei Nite che ha qualcosa da dire al suo compagno, gli ha suggerito come impattare la conclusione. Stefani, Toniacca, cerca il tiro Toniacca, davanti a lui c'è la deviazione di Cinquini, nulla di fatto, quindi ritorna Viareggio a farsi vedere dalle parti di Tahiti. Ci prova in questa conclusione un po' velleitaria BC, che poi un pasticcio qua tra Toniacca e Uva, quindi la palla rimane in possesso delle maglie arancioni. Raffaelli cerca di un passaggio in area o forse una deviazione di qualcuno che non avviene, quindi Stefani cambio di ritmo, poi viene placcato da Bicicchi, che prima è stato segnato un fallo a Bicicchi, poi gli è stato assegnato a Scandiano perché Totti ha visto un blocco di De Stefano, quindi è stato invertito in questo caso il fallo. Si riprende a giocare, deve stare attento Scandiano, tiro finisce fuori di un nulla, bravo De Stefano ad andare a sporcare questa conclusione, bisogna stare attenti, l'ha invertito, l'ho visto io, bisogna che lo vedano anche in pista, è stato invertito, erano rimasti in avanti la squadra di Mariotti con un solo difensore. Cerca un'altra schiaccia Dei Nite, un po' troppo forse qua ha preteso Davide. Palla vagante presa da Uva, scaricata su De Stefano, esce Stefani, entra Lollo Barbieri. Toniacca all'indietro per De Stefano, ancora Toniacca, palla difficile qua, va sulla stecca. Toniacca, Uva,
bella palla per Barbieri, forse un po' troppo sul portiere che ci arriva, manda addirittura in contropiede Bicicchi che in un mismatch con De Stefano non riesce a tirare, riesce Raffaele in buona posizione, ci arriva ancora una volta Tahiti, perfetto in questo secondo tempo, volte che è stato chiamato in causa, non ha fatto gli straordinari a Tahiti nel secondo tempo, però a volte anche da freddo può essere più difficile perché è meno sollecitato. Uva si guadagna lo spazio per il tiro, poi Barbieri la controlla con la stecca alta, occasione ancora per Scandiano, va in avanti De Inite, palla dentro, De Stefano a fare da guardia, respinge ancora De Inite dietro porta, vediamo se si inventa qualcosa, cerca di inventarsi qualcosa, ce lo aspettavamo, tiro di Cinquini, piazzato, poi disattento qua De Stefano, va Bicicchi, bravo Tahiti in questa sponda respinta, va subito in contropiede De Stefano e cerca un cambio di ritmo, Raffaelli sta col fisico con lui e quindi Scandiano deve ripartire, ha cercato una veloce per il contropiede che non è riuscito, intanto 5:20 al termine della partita, 6-1 per Scandiano. Bella palla per Uva che incredibilmente spara lato, questa combinazione a tre perfetta, Barbieri, Tognacca, Uva, nulla di fatto, De Inite, bravo, e gol di Cinquini, stavolta gran gol di Cinquini su imbucata di De Inite, qua aveva fatto tutto bene Barbieri andando su De Inite, pedendogli la conclusione, qua è stato più bravo Davide De Inite a pescare Jonas Cinquini che, indovinate, ha ascoltato i consigli di Inite, vale a dire quello di tirare subito, lo ha fatto ed è realizzato, quindi un bravo anche Davide Di Inite che ha detto prima come impattare la pallina, una lezione su come impattare la pallina a Cinquini, terzo gol per lui in questo campionato e secondo gol per il Viareggio, 2-6. Cinquini ed Einite per Viareggio, tripletta di Tognacca, doppietta di Bozzetto e rete di Uva per Scandiano che è in possesso di palla. De Stefano, Tognacca, parte Uva, cerca di liberarsi per il tiro, poi la tiene un attimo lì, 10 secondi per andare alla conclusione. Tognacca lo fa subito, deviazione bella qua di De Stefano, bisogna andarci su queste palline, ha fatto bene Gioele, finita fuori di poco, poi brutta palla di Inite, ma Tognacca che non tira, tiene la pallina, cerca di guadagnare il centro, poi la scarica su Barbieri che arriva veloce, Cinquini lo porta fuori, bravo qua il 9 maglia arancione a stare con lui, a impedirgli una conclusione facile. Poi Bloro Barbieri davanti a porta, fa tutto bene tranne il tiro, è stato più bravo di lui qua Torre, ancora Barbieri, fioccano l'occasione ora per Scandiano, poi palla difficile, 5 secondi forse sono caduti, va avanti, Uva, palla per Tognacca che non gli restituisce il favore, chiede scusa, era anche difficile sia come la conclusione perché è un po' troppo sotto porta, Torre stremato, veramente il portiere del Viareggio non ne può veramente più. E anche i suoi compagni, va detto, che hanno speso davvero tanto. Qua si vede la difficoltà ad allenarsi, insomma, non è una cosa di poco conto. Bozzetto per Tognacca, 3 minuti e 10 da giocare ancora, De Inite recupera palla, vediamo intanto pronto anche Cristian Tomei che farà il suo ingresso in pista fra poco. Bicicchi, bravo Lolo Barbieri ad arpionare questa palla, andare in contropiede in mismatch, tiro a conclusione finisce fuori, poi ancora Barbieri, bella palla per Tognacca che lamenta uno sgarbro Parginite, poi Tognacca stesso va alla conclusione del volo, attento Torre, esce Cinquini, entra Tomei, tiro di De Inite, intanto finisce fuori, intanto c'è il time out richiesto dal Viareggio per permettere anche di fare un po' di riscaldamento a Tomei e questi ultimi minuti, meno di 3 minuti al termine, Scandiano che vince molto meritatamente questa partita senza storie dopo i primi minuti, è vero che è passato in vantaggio il Viareggio che
ha avuto delle difficoltà a partire dalla metà del primo tempo, difficoltà a livello proprio fisico, perché la tecnica non si discute, anche il valore dei giocatori, solo che insomma queste difficoltà che hanno avuto questa stagione stasera ad allenarsi, soprattutto questa sera si sono viste, e va detto che Scandiano ha interpretato molto bene la partita, ha giocato come doveva giocare, con l'atteggiamento giusto, la grinta e anche la sicurezza che l'aveva contraddistinta soprattutto nella prima fase di stagione, Coppa Italia, soprattutto nella prima parte del girone d'andata nel campionato. 2:29 ancora da giocare, Pozzetto e Barbieri in avanti per Uva. Vede il taglio di Bozzetto, poi lascia sfilare per Lollo Barbieri, palla dentro sul pattino di Bicicchi, ci arriva Moro Paceco, ancora lo stesso Bicicchi in avanti con orgoglio, ora il Viareggio va alla conclusione, respinta da Tahiti, va in contropiede dello Scandiano, attenzione, tanto campo per Scandiano, Uva cerca il tunnel, non riesce, su Paceco, ora in possesso di palla, Scandiano è già posizionato, attento Scandiano sempre a tornare e a lasciare veramente poco spazio ai giocatori versiliesi. Bozzetto pesca il lontano Uva, 1:30 da giocare, ancora Bozzetto, all'indietro Tognacca, Lollo Barbieri, palla ancora per Scandiano, 25 secondi per andare al termine, 1:15 da giocare, Uva cerca il tiro, Uva finisce fuori di poco, Tognacca non tira, ancora Uva cerca il piazzato, Torre a dirgli di no, si distende e para, si riprenderà con un ingaggio a 2, 1:02 al termine. Alla meglio Moro Paceco, questo ultimo minuto di gioco Scandiano ottiene questi 3 punti fondamentali scavalcando Matera, andando a 29 a un punto solo dal Camaiore che ha una partita in più. Scandiano avrà il Camaiore dopo la Pumas, quindi non questo sabato dove andrà a far visita alla Pumas Viareggio come abbiamo ripetuto tante volte, e sabato dopo c'è il grande incontro Scandiano-Camaiore. Viareggio che rimane a 15 punti, avrà ancora una partita in meno. Cerca l'alza, schiaccia Uva, nulla di fatto. Tognacca all'indietro per Barbieri, 30 secondi. Barbieri cerca di andare in proprio, poi trova il capolinea in Bicicchi che non fa sconti. Cerca di andare in avanti per una delle ultime azioni. Finisce anche la corsa di Bicicchi, va in contropiede Scandiano, un 3 contro 2. Uva lascia lì la palla, non la prende nessuno. Altro contropiede, Bicicchi davanti a porta, alza schiaccia, ci arriva a Tahiti. In questo contropiede mancano 5 secondi, vediamo se succede ancora qualche cosa, palla dentro, no. Finisce qui e Scandiano in trasferta, diciamo così, vince questa partita per 6-2, applaude il pubblico. Scandiano che merita questa vittoria, era andato in svantaggio con la rete di Deinite, poi l'ha ribaltata 3-1 alla fine del primo tempo. L'altra rete del Viareggio è stata messa a segno nel secondo tempo da Cinquini. Reti per Scandiano, tripletta per Tognacca, doppietta per Christopher Bozzetto e rete di Alessandro Uva. E quindi finisce questo recupero con 3 punti a favore di Scandiano. Una buona boccata d'ossigeno dopo quella contro Follonica, 6 punti in 3 giorni per la squadra di Enrico Mariotti. Notizia molto bella in vista della trasferta difficile a Viareggio contro l'altra squadra di Viareggio, la Pumas. Vi ringraziamo per averci ascoltato, ai tifosi di Viareggio, a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Era l'unica partita che è andata in onda questa sera per l'hockey su pista italiano. Sandro Rainieri vi dà appuntamento per le prossime partite interne casalinghe di Scandiano e a tutti una buona serata.
Stacco.